Ben ritornati cari telespettatori, ben ritornato anche il nostro ospite Marco Michieli, presidente Confturismo Veneto, Federalberghi Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie a lei. Nel nazionale, nel direttivo nazionale, giusto? Vicepresidente nazionale, e finalmente riprendiamo un po' in mano e facciamo un po' diamo un'occhiata alla situazione turistica, possiamo dare sia dal punto di vista nazionale che da quello territoriale. Aspetti molto interessanti, abbiamo passato tutto il periodo della primavera, dell'estate, quindi arriviamo un po' a tirare le fila, però possiamo riferirci anche all'anno addietro. Allora, dopo entrare in tematiche specifiche, ce ne sono anche diverse, com'è andata la stagione turistica Italia e Veneto? Allora fa bene a distinguere Italia e Veneto, perché il Veneto è andato mediamente un po' meglio di come è andato il resto dell'Italia. Allora, non è andata benissimo. Da come lo diceva, non siamo programmi. Non è andata benissimo, ma non è neanche andata così male come avrei pensato. Come le avrei dipinto lo scenario 5-6 mesi fa. I temi sono quelli che conoscono tutti, cioè si sono riaperti i mercati che sono stati chiusi 5-6 anni, su tutti Egitto, Turchia, però anche Tunisia, quel pochissimo, ma qualcosa porta via, dell'Albania, nuovissimo mercato, aggressività di prezzi da parte della Croazia, da parte della Grecia. Non dimentichiamoci. Aggressività di prezzi? Sì, perché possono permettersi di farlo. Quindi molto allettanti, insomma, hanno tirato... Sì, prezzi indubbiamente allettanti. Se vuole che arrivi direttamente alla fine, arrivo alla fine. Alla fine, purtroppo bisogna dire che i nostri prezzi non sono competitivi. Noi non riusciamo ad essere competitivi con il resto del mondo. Allora, la riapertura di questi mercati, una situazione globale così, ha fatto sì che la Spagna, per esempio, che è il mio faro di riferimento, perché è il grande competitor per quello che riguarda le spiagge, perché è un paese europeo, perché è un paese dove la maggior parte del turismo è di spiaggia e balneare, ed è un paese europeo. Io posso paragonarmi solo con i paesi europei, non posso paragonarmi con un Egitto in cui un cameriere ha un costo aziendale di $40 al mese, meglio che chiuda domani mattina. Quindi il mio paragone è lì. La Spagna ha perso un 5%. Per quel che riguarda il Veneto balneare, perché chiaramente stiamo parlando della stagione balneare, io credo che alla fine chiuderemo attorno a un meno 1%. Beh, non è così... Non è così drammatico, però sono delle perdite che si sono concentrate in determinati periodi. Non è stato un meno 1 per tutto il periodo. Allora, abbiamo avuto un maggio infame, ma ormai io non considero più maggio come un mese a sé stante e giugno come un mese a sé stante, ma un periodo che va dall'apertura, vuoi 1° maggio, vuoi 15 maggio, fino a fine giugno, perché essendoci la Pentecoste, che è una ferie che slitta a un mese circa di oscillazione, se ho Pentecoste bassa, a maggio faccio un maggio strepitoso e un giugno non gaudioso. Viceversa, se mi si sposta come quest'anno la Pentecoste verso giugno, faccio un giugno strepitoso e faccio un maggio infame. Quindi nella considerazione complessiva di questi due periodi noi siamo in linea con l'anno precedente e quindi non è andata male. Quello che è andato male sono stati i primi 15 giorni di luglio e l'ultima settimana di luglio cavallo con agosto, in cui abbiamo notato una mancanza pesante da parte dei nostri principali clienti, che sono i tedeschi. Però quello era, faccio un po' la riflessione, io prevedo le vacanze in Italia se sono tedesco, non se sono veneto, su Veneto, ma anche il Veneto stesso, con margine d'anticipo. Ormai non è più così. Ormai non è più così. Quindi non avete neanche questa possibilità di giocarvi? No, lei consideri che io una volta, perlomeno, gli alberghi piccoli come il mio sapevano come andava la stagione verso maggio, perché c'erano le prenotazioni, c'era gente che partiva, c'è gente ancora oggi, qualcuno che parte prenotando per l'anno dopo. Ma una volta a maggio gli alberghi di media dimensione, diciamo come il mio, a maggio sapevano come sarebbe andata la stagione. I grossi, cioè i grandi villaggi turistici, i gruppi che hanno 7-8 alberghi, a febbraio le sapevano. Infatti io andavo a offrire l'aperitivo a uno di questi e già a febbraio sapevo come sarebbe andata la stagione, ma a livello di precisione da dirmi sì Marco andrà bene, poi
il weekend del 7 di luglio ci sarà un calo, poi riprenderà con questo livello di precisione, di attendibilità. Oggi come oggi, adesso non tutti per carità, ma siamo a livello di buongiorno, in autostrada a San Donà, ha una camera libera. Ecco, questa è drammatica sta cosa qua. È drammatica perché ti trovi ad avere a che fare con una pianta. Noi abbiamo la pianta in albergo dell'occupazione delle stanze, tu hai la pianta completamente vuota la settimana prossima, poi dopo magari si riempie, però non è un bel lavorare, perché sei sempre lì con un po' di angoscia. Quindi si è spostato sempre di più verso un lastissimo minute, non un last minute, e questo anche i tedeschi, i famosi tedeschi che prenotavano a ottobre-novembre adesso prenotano sotto data, una settimana prima, 10 giorni prima. Io la maggior parte delle prenotazioni le prendo da quando apro l'albergo in avanti. Quindi le condizioni climatiche, certo che siamo al mare, certo quel che si vuole, però comunque vanno a condizionare notevolmente i nostri flussi turistici. Certo, sicuramente nonostante sì. siamo una regione, un paese d'arte. Per cui, Sì, sicuramente sì, noi abbiamo quel plus rispetto ad altri paesi, però mi lasci l'esempio con l'Egitto, non è che l'Egitto ha proprio niente da far vedere alla gente, ecco. Quindi l'aspetto del paese di arte, paese di bellezze, paese di cose. Siamo noi che abbiamo la convinzione di avere l'80% del patrimonio mondiale dell'umanità di bellezze artistiche e architettoniche. Parigi non è che la butto via, voglio dire. Certo. Non è che la Spagna sia da buttare via come cose da vedere. Se uno è in vacanza, allora io distingo fra le mete, quelle vocate. Io voglio andare a vedere Siviglia, Firenze, parto e vado per vedermi Siviglia e Firenze. L'altra tipologia di turismo da città d'arte, diciamo, è quello: sono in vacanza a Jesolo o a Oso, oggi è una giornata così, non ho voglia di andare in spiaggia, cosa posso andare a vedere? Allora, da Jesolo è chiaro che viene naturale Venezia, dalle parti mie, io sono a Bibbione, è più facile magari Aquileia, ma cose da offrire indubbiamente ne abbiamo, ma ripeto, non è che gli altri paesi siano da meno. Cioè, cose belle da vedere ce ne sono ovunque al mondo per quel secondo tipo di turismo. Quello vocazionale invece è quello. Certo. Ma quei turisti che non vengono in vacanza in quel periodo perché è brutto tempo, facciamo la situazione, recuperano in un momento successivo oppure sono persi? Quindi sono flussi proprio irrecuperabili, vanno verso altre destinazioni, altri paesi, o posticipano a settembre, per fare l'esempio? Noi abbiamo quella che è qualcosa di più di una sensazione, cioè vediamo accorciarsi intanto sempre di più il periodo di permanenza. Ripeto, quindi questo è un trend? Questo è un trend. Okay. Cioè, una volta, allora, se risaliamo al Pleistocene, cioè 40 anni fa, 30 anni fa, le famiglie benestanti, quelle che adesso non esistono più, la famosa fascia media che è scomparsa, portava il marito, continuava a lavorare, portava al mare la famiglia, che si faceva tutto giugno e tutto luglio in albergo. A agosto cambio vestiti, ritorno a casa, cambio vestiti, un mese a Cortina. E sto parlando della classe media, però ormai la classe media non esiste più. E ce ne siamo ben accorti. Questi 2 mesi poi sono diventati un mese, sono diventati 3 settimane, sono diventati 2 settimane, sono una settimana. Adesso noi siamo contenti quando un cliente sta una settimana in albergo. Contenti nel senso che riesce a stabilire, a me non interessa ai fini economici di cambiare 7 clienti in una settimana o di averne uno, non mi cambia assolutamente niente, però è il piacere di avere una persona in casa 15 giorni, riesci a far conoscenza, fai amicizia tante volte, si crea un rapporto, si crea quello che fa sì anche che un albergo sia attrattivo, perché le famiglie ritornano l'anno dopo, si ritrovano. Io mi ricordo la famiglia tedesca che diventava amica della famiglia italiana, i ragazzi si iscrivevano d'inverno, bla bla bla, tutte queste bellissime cose. Adesso la gente entra dentro in albergo, un muso duro, baretta fracà, come si suol dire, neanche saluta, tanto sta dentro 4 giorni, gli dà quasi fastidio scambiare una chiacchiera con quello che è vicino di tavola, ognuno vive nel suo universo avulso e chiuso il discorso. Si perde anche molto del magico che aveva l'albergo, proprio questo fatto di trovarti insieme ad altre persone, fare nuove conoscenze, nuove amicizie.
Mi piace che lei dice così. Ho parlato con albergatori che in altre situazioni, non di mare naturalmente, dicono perché è bello quando hai il turista che ti sta il weekend intero, quindi venerdì e sabato, perché 2 giorni riesci a... Allora siamo veramente ormai... Beh, nelle città d'arte siamo a tassi ridotti, veramente, siamo al esatto. 2,4, 1,8 di permanenza. Infatti è una cosa spaventosa. Nel resto d'Italia è andata meglio? Come è andata quest'anno il sud, la Puglia che aveva avuto un trend un po' strano? No, il resto d'Italia purtroppo, me lo lasci dire, perché insomma non sono certo felice, cioè sono contento per il Veneto, certo. che però non sono certo felice se il sud Italia o il centro Italia hanno dei cali, denunceranno, perché poi tutto il mondo, tutta Italia è paese, voglio dire, come la nostra regione ci darà i dati definitivi presumibilmente a marzo dell'anno prossimo, anche le altre regioni. La sensazione dei miei colleghi, che è qualcosa ovviamente di più di una sensazione, è un dato di fatto, non alla virgola decimale magari, è che c'è stato un calo maggiore nel resto d'Italia rispetto a noi. Noi continuiamo comunque a mantenere un appeal. Ecco, l'unico caveat è il mese di settembre, non ho dati del mese di settembre, però col bellissimo settembre che c'è stato e i primi di ottobre mi risulta che al sud stiano lavorando i weekend magari, che è già qualcosa possono recuperare, certo, su quello che è stato perso prima. Lei tempo fa, quando ci eravamo visti più o meno allo stesso periodo, un anno fa, auspicava che comunque riuscissimo a rosicchiare delle quote maggiori con un sistema strategico, con agevolazioni fiscali eccetera. C'è stato qualche cosa quest'anno? E qui mi allaccio poi al discorso anche di commento della legge di stability, la legge di bilancio, cosa ne No, certo, c'è stato l'esatto contrario, con mio personale grande scoramento, ma grande scoramento a parte di tutta la categoria. Come ci dicevamo l'anno scorso, il nostro è il settore che nei 10 anni della grande crisi, perché adesso sembra che tutto sia alle spalle, ma stiamo uscendo da una grande crisi. Abbiamo avuto governi che hanno fatto manovre lacrime e sangue. Queste manovre lacrime e sangue chiaramente hanno comportato di cercare di andare a prendere i soldi dove un pochino c'erano. Il mio settore è un settore che in questi 10 anni, tranne per esempio Abano, purtroppo, tranne la montagna, purtroppo, che hanno sofferto molto, il resto del settore ha sostanzialmente tenuto, anzi è cresciuto anche, per cui siamo diventati un po' l'acquasantiera di ogni governo, che ogni governo andava a tocciare la manina per prendere qualcosa. Dove si trovano risorse, esatto. Andiamo lì. Questo a livello di categoria può anche avermi fatto piacere, perché dice che qualcosa abbiamo dato a questo paese in un momento in cui il paese aveva bisogno. Adesso però siamo noi ad avere bisogno. La realtà è che non siamo noi, è il paese che ha bisogno, perché è un'economia talmente importante quella del turismo per il nostro paese che non può essere considerata una categoria di serie B, l'acquasantiera famosa che dicevo prima. E la realtà è che nelle manovre preliminari alla manovra sono venute fuori delle cose aberranti, tipo l'aumento dell'IVA, portare ad aliquota 22% l'IVA sugli alberghi. Ecco, questa cosa qui che è stata più volte minacciata, però detta, rinnegata, ridetta, viene fuori ogni tanto comunque. E quindi scaglionarla, si era parlato anche per i 5 Stelle. Quanto, lei viene anche da riunioni al vertice, eccetera, quanto di vero c'è, cosa possiamo dire a chi ci ascolta, o se c'è anche per voi ancora un dubbio, un'alea? No, adesso... Onestamente adesso dubbi non ce ne devono essere più, perché abbiamo la parola del Ministro del Turismo, la parola del Presidente del Consiglio. Insomma, penso ben che non si rimangeranno la parola data, anche perché è la classica situazione del signore che vuol far dispetto alla moglie. Certo. Ecco, alla fine ci rimette il governo. Sì, esatto. L'IVA al 22% significa di colpo aumentare del 12% i prezzi di tutti gli alberghi. Già, come stavo dicendo prima, siamo troppo cari. E noti che tra l'altro non siamo troppo cari sui best player, sulle grandi città d'arte, quelle che competono con il resto del mondo, perché Firenze, Venezia, Roma, Milano, se lei le mette in competizione con i prezzi di Parigi, Amsterdam, Londra, eccetera, sono ancora convenienti rispetto a questi. Dove siamo fuori parametro è in tutto il settore del leisure, in tutto il
il settore del balneare, nel settore montano, nel settore proprio della vacanza. Ecco, e qui chiaramente non possiamo sognarci di essere competitivi, ripeto, con paesi come l'Egitto che ha costi che sono 1/10 dei nostri. Però intanto la gente va in Egitto e noi dovremmo perlomeno, noi quello che chiediamo è metteteci nelle condizioni di poter competere con la Spagna o con la Francia. Non mi sembra di domandare la luna a questo paese. E il tema è, se mi rispondi, se c'è qualcuno che seriamente pensa in manovra di aumentare ancora l'IVA, vuol dire che non ha capito un beato occidente dell'emergenza nella quale il turismo italiano si sta dibattendo. L'emergenza qual è? È quella di avere un costo del lavoro altissimo e per contrappasso gli stipendi non sono così alti. A me un cameriere a me costa esattamente quello che costa a un mio collega tedesco. Peccato che il cameriere tedesco porta a casa 2.000 euro al mese, il cameriere italiano porta 1.300. Allora uno che lavora per 2.000 euro al mese svolge il lavoro in un determinato modo, per 1.300 lo svolge a 1.300. Certo. E poi te rendo conto che che qualsiasi lavoratore è un potenziale turista. Certo. Cioè, a un certo punto anche lo stesso cameriere andrà in vacanza, ma certo che vanno in aspirerà, ambirà, certo che vanno in vacanza. Però una cosa è andarci con 1.200 euro al mese, quindi vuol dire con quel poco che ti resta, certo. È una cosa avere con un budget notevole, quindi è un circolo virtuoso in fin dei conti. Esattamente. No? Quindi noi abbiamo un costo del lavoro che è paragonabile a quello della Germania senza avere i prezzi ovviamente della Germania. Abbiamo per contro il nostro principale competitor, poi al di là di tutto, la Spagna, quel famoso faro che dicevo prima. La Spagna che è circa l'80% dei costi nostri e con la sensitività al prezzo che c'è oggi, bastano i 5 euro a farti spostare da una nazione a un'altra. È vero, sì. Allora, andiamo... C'è oltre la tassa di soggiorno anche quella che la tassa di soggiorno è un altro disincentivante perché il sindaco ti dice ma cosa vuoi che sia 1,50 euro al giorno? 1,50 euro al giorno, famiglia 5, di 3, 5, ecco, famiglia di 4 persone, sì ma sto prendendo quelle proprio basse, quelle da mare, paesini, quelle da mare, ecco, 4 persone a 1,50 euro al giorno fanno 6 euro al giorno, per una settimana sono un bel pranzo al ristorante. E anche questo incentiva a... Assolutamente. Poi, costo dell'energia, il mio collega francese paga l'energia elettrica 1/3 di quello che la pago io. Gli alberghi sono dei grandi energivori, perché oggi come oggi è l'aria condizionata, è le termine, è questo, è quello. I macchinari che sono tutti elettrici, io per dire in cucina ho 80 kW impegnati solo in cucina. L'albergo mio impegna 120 kW. Quindi per me l'energia elettrica è un bel costo, sa avere 1/3. Però non siete riusciti mai a scalfire qualcosa a livello del governo, perché forse siete la categoria che siete stata appunto graziata. E siamo la categoria che è stata brava, è stata graziata nel periodo di, conseguentemente siamo diventati l'acquasantiera e riuscire a togliere questo tipo di immagine alla politica, fra virgolette, perché poi si sono succeduti i governi, certo, sì, oggi non c'è chi c'era un anno fa, oggi non c'è chi c'era 10 anni fa ai tempi della manovra di come si chiamava il Presidente del Consiglio? Cos'era, Monti? Monti, ai tempi di Monti, non ci sono più, però la mentalità comunque rimane quella. No, cioè, no, infatti assolutamente. È un settore che va bene, confondendo ebrei con samaritani, perché chiaramente non si può pensare che l'albergo 5 Stelle a Roma sia paragonabile a 3 Stelle a Jesolo o a Rimini. Cioè il nostro è un universo complesso. Non è un universo nel quale si viaggia a velocità differenziate e l'ossatura però del paese, bisogna ricordarsi, nel Veneto più di metà delle presenze sono presenze del balneare. Sì, c'è però, bisognerebbe lavorare anche sul resto proprio per evitare la stagionalità, perché la gente è secondo me affamata di emozionarsi, essere coinvolti, per cui nel turismo io ci metto tutti quei servizi che ci possono essere di altro da vedere, da fare, da muoversi, e allora le persone magari il passo lo fanno. Sì, quindi... lì subentra un altro vizio del sistema paese. Se lei va in Spagna in qualunque località turistica, in qualunque albergo, sul comodino si trova un bellissimo 1, 2, 3, 4 volumetti in realtà anche, sì, che le spiegano tutto quello che può fare in quella zona. Lei si ubriaca perché se sta lì una settimana ha eventi, attività, cose da fare per 15 giorni.
e lei sceglie quello che vuole andare a fare. Da noi è tutto lasciato alla velleità di Tizio Di Caio che organizza, perché non è vero che non ci sono le cose nel Veneto, diciamocelo, non è vero che non ci sono le cose da fare nel Veneto. Non sono comunicate nel modo adeguato. Sono comunicate, non sono, o alternativamente, o non sono comunicate in modo assoluto o sono comunicate pure male. Certo. E quindi il risultato è che uno arriva a Vicenza in albergo, mette giù le valigie e dice stasera cosa faccio? Sì, è verissimo. È verissimo. E magari c'è un evento bellissimo organizzato al Teatro Olimpico, c'è un altro evento da un'altra parte, e questa nostra incapacità molto veneta, devo dire, però siamo arci italiani in questo, nel senso che è un vizio comune a tutta la penisola. Al sud sono un po' più bravini. No, sono un po' più bravini, da quel punto di vista a organizzarsi sotto quel profilo lì. Noi siamo degli asini, per cui facciamo le cose, spendiamo anche dei soldi, il comune spende moltissimo per promuovere una manifestazione e poi cade sulla cosa più importante che è il promuovere lei può fare la più bella trasmissione televisiva del mondo, ma se una settimana prima non incominciano a dire venerdì prossimo Elena Cognito terrà questo programma, ricordatevi siamo a meno 6 giorni dall'andata in onda, nessuno sa che programma c'è, se ci cade qualcuno per caso roteando il telecomando le va bene e ha audience, se no non la vede nessuno. Assolutamente. La interrompo un attimo, pubblicità, pochi secondi che incombe da qualche minuto, poi ritorniamo insieme.